Un grande passo avanti, Nicola Finco, per quanto riguarda il Ponte degli Alpini e lo stanziamento di 1 milione di euro per Bassano, questo simbolo riconosciuto universalmente. Che cosa ne pensate? La Regione è sempre stata molto vicino alla città del Grappa, a Bassano del Grappa, e ha pensato bene di dare un importante contributo di 1 milione di euro per il restauro del Ponte degli Alpini, un monumento di valore internazionale che merita il sostegno anche da parte della Regione Veneto. Quindi insomma c'è grande soddisfazione anche personale, in questo lei è bassanese, qui a Palazzo Ferrofini, è capogruppo della Lega Nord. Beh, certamente ho sollecitato a suo tempo la maggioranza di intervenire insieme anche all'opposizione per dare questo importante contributo, anche in un periodo diciamo di ristrettezze economiche, ma un monumento simbolo dei valori dell'alpinità della nostra città meritava insomma, un intervento importante da parte di questa istituzione. Ecco, sappiamo che però lei è intervenuto proprio ieri dicendo ufficialmente che è importante una trasparenza in questo. Che cosa intende? Ieri durante l'analisi del provvedimento in commissione ho chiesto a tutti i componenti di esaminare con molta attenzione tutto l'iter di questo restauro. Stiamo parlando di 1 milione di euro su un totale di 7 milioni interi dell'opera e quindi ritengo opportuno da parte dell'istituzione regionale vigilare su come vengono spesi questi soldi. Stiamo parlando di soldi dei Veneti dove ognuno di noi contribuisce quotidianamente al bene comune, quindi nella logica della trasparenza e dell'onestà è giusto verificare ogni anno l'andamento dell'opera, quindi come si svolgono i lavori di questo restauro e quindi conseguentemente ad una relazione tecnica noi andremo a concedere nei prossimi 3 anni un contributo importante che servirà per il restauro completo del nostro Ponte degli Alpini. Quindi questa è la motivazione che l'ha spinta a chiedere trasparenza. Trasparenza prima di tutto perché stiamo parlando di soldi di cittadini e quindi ci vuole il massimo rispetto e la massima onestà.